Ma l'obiettivo è quello di far sì che i 1800 chilometri, al di là di chi pagherà le manutenzioni dei 700 chilometri riclassificati, rimanga comunque in capo a Veneto Strade. Così il vicepresidente del Veneto, nonché assessore regionale ai trasporti, sulla partita ANAS e Veneto Strade. Questione molto tecnica e che in sintesi riguarda la competenza della manutenzione di una parte dei 1800 km del patrimonio stradale gestito per conto della regione da Veneto Strade. Nell'operazione ANAS dovrebbe entrare in Veneto Strade con un 20% di quote per un valore di 1,6 milioni di euro e in ballo ci sono anche i costi dei lavori e delle progettazioni che Veneto Strade si sta accollando per quelle vie che, tornando statali, passeranno ad ANAS. Il blocco, diciamo, all'attuazione concreta di questo progetto è dovuta alla natura di ANAS, che non è ancora chiara causa la sua entrata nel gruppo Ferrovie dello Stato, però con il nuovo amministratore delegato, l'ingegner Isi, abbiamo fatto una riunione un paio di mesi fa e abbiamo condiviso la necessità di chiudere il cerchio per poter anche dare attuazione al passaggio della viabilità formalmente ad ANAS. L'auspicio è che si possa arrivare a un punto entro quando? Allora, ecco, è un auspicio, una speranza e ormai ne parliamo da tanti anni, ma spero che entro l'estate si chiuda.